Net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, faccio partire anche l'avviso su Twitter, così magari riduciamo il tempo per raggiungere il numero legale, perché stasera devo raccontarvi un po' di aggiornamenti, insomma, di cose che credo che sia opportuno condividere, insomma, con voi. Vedi che infatti arrivate numerosi nonostante l'ora. Sì, ho dei capelli osceni, domani confido di fare una sistemazione definitiva. Ciao Alessia, sempre fra i primi. Buonasera. E va bene, dai, direi che più o meno, ciao Sabrina, direi che più o meno ci siamo. Allora, prima cosa, mini relazione su cosa ho visto nella giornata di accompagnamento con Salvini per la Toscana ieri per le elezioni comunali, perché ricordiamo che domenica ci saranno le elezioni comunali in tanti comuni d'Italia. Per intendersi, allora, ovviamente a quest'ora della sera, se non mi ricordo di prendere gli occhiali, ma anche con gli occhiali non ci vedo nulla, quindi dal punto di vista come rabdomanti ricordiamo che ci sono il 14 e il 15 maggio quasi 600 comuni che vanno al voto, quasi 600 comuni. Allora, nello specifico ci sono anche 18 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, che è Ancona, dove oggi c'è stato un comizio del centrodestra. Per cui conviene, specialmente quando uno guarda i capoluoghi di provincia, che sono quelli diciamo più seguiti, faccio un mini riassunto, dovrebbe esserci, poi posso sbagliare anche perché vedo malissimo. Comunque Teramo in Abruzzo, Latina nel Lazio, Imperia in Liguria, Brescia, molto importante ovviamente, dove peraltro il candidato sindaco è un tesserato Lega, Fabio Rolfi, Sondrio, Ancona, che è l'unico capoluogo di regione che va al voto, poi abbiamo Brindisi in Puglia, abbiamo in Sicilia, però Sicilia ha una regione a statuto speciale, quindi non credo che sia adesso. In Toscana ce ne sono ben 3, comunque in Sicilia voteranno, suppongo, non credo che votano in contemporanea, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. In Toscana ce ne sono 3 e sono Massa, Pisa e Siena. Per completezza, dato che, e quindi immaginate anche perché ci tengo, insomma, ecco, aggiungo che ci sono anche 3 comuni grossi. I comuni grossi sono quelli considerati sopra i 15.000 abitanti, per intendersi quelli dove c'è il ballottaggio in caso di non raggiungimento al 50%, sono Campi Bisenzio, Pescia,
e Pietrasanta. Poi abbiamo Terni, città molto importante, e abbiamo anche Treviso e Vicenza. Quindi questi sono diciamo i capoluoghi di provincia che vanno al voto. Poi è ovvio che ci sono fra i comuni grandi, ci sono diciamo quelli superiori ai 15.000 abitanti, ce ne sono sicuramente di importanti. A Silvi Marina siamo andati a fare oltretutto una tappa di politiche per un mondo nuovo. Ci sono, si va da Terracina, Pomezia, Sarzana, Ventimiglia, Sestri Levante, Arese, Milano, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Falconara Marittima, insomma sono tanti i comuni dove c'è Saldana di Piave, dove in una maniera o nell'altra ci saranno le elezioni. Ecco, anche ad Orbassano si vota, no? Fa notare Alessia che giustamente anche ad Orbassano si vota, e anche a Novi si vota, dove se posso cercare di fare un salto, adesso mi sto cercando di coordinare con Molinari, ma cercherò di farlo. Cosa ho visto? Beh, in Toscana ho visto un paio di situazioni, un'area molto buona in generale per il centrodestra, e questa è la cosa mi riempie di soddisfazione. Lo si vede, secondo me, o si comincia normalmente a percepire nelle campagne elettorali, quando le campagne vanno a scendere, quando non c'è entusiasmo, quando c'è scoramento, no? E così questo tipo. Invece per il centrodestra mi sembra che l'aria sia buona e che stia andando in crescendo, diciamo così, la campagna elettorale. Ma lo prova a Siena il fatto che ci fossero 200 e passa persone. Lì è stata molto brava anche nell'organizzare Tiziana Nisini, ma in ogni caso 200 e passa persone a cena paganti per la Lega a Siena, insomma è una roba non frequentissima, ecco, mettiamola così. Lì poi è una situazione particolarissima, è molto frammentato il voto, quindi nessuno si deve aspettare che i partiti prendano il 20%, ma neanche il 10%, ecco, perché sono tutti divisi, ci sono una tonnellata di liste. Però, insomma, riuscire ad arrivare al ballottaggio e contribuire a questo bene, a questo risultato, sarebbe una cosa che mi farebbe molto piacere. Insomma, quindi tenete presente a Siena, ogni voto serve veramente, quindi se avete conoscenti, amici o così di questo tipo che in qualche maniera non vanno a votare, sono disillusi o similari, beh, insomma, se riusciste a farli capire che andare a fare un voto lì magari ci aiuta e mi aiuta, mi farebbe piacere. Però insomma fate un po' come credete. Il punto che cos'è? Il punto è che invece ci sono delle situazioni dove purtroppo, dette in modo molto chiaro, ecco, senza fare troppi giri di parole, gli amici di Fratelli d'Italia secondo me hanno fatto qualche lieve sciocchezza. Massa è forse il caso più eclatante, cioè dove a un certo punto il centrodestra perde le beghe locali, non va unito, e Fratelli d'Italia va contro il sindaco uscente, lasciando che invece rimane giustamente confermato e appoggiato da Lega e Forza Italia. Stessa roba più o meno succede a Pietrasanta. Ecco, mi auguro o spero, ecco, che non vengano premiate queste cose, perché sono dei regali al Partito Democratico, e noi non abbiamo bisogno di gente che fa i regali al Partito Democratico, e soprattutto non abbiamo bisogno, in un momento in cui è molto debole, e soprattutto non abbiamo bisogno di gente che non capisce l'importanza del momento. Noi abbiamo in questo momento una finestra di opportunità non piccola. Siamo al governo, con un governo di centrodestra inedito nelle forme, nei modi e nelle proporzioni. Abbiamo
un'opposizione, diciamo così, mi verrebbe da dire allo sbando, ma multipolare, no? Mettiamola in questa maniera, e stiamo iniziando a utilizzare questa finestra di opportunità, che secondo me non ci sarà a lungo, per cercare di attaccare un attimo il vero potere, che è il palazzo, le nomine, il deep state, chiamatelo come volete, ma in generale tutta quella serie di poteri che fanno capo al Partito Democratico e che non sono eletti con il voto, sono lì per occupazione millenaria del potere. Quell'occupazione che sarebbe diventata definitiva, diciamo così, con la famosa, ve l'ho già raccontata tante volte, operazione Bulloni di Draghi, quella per cui quelle stesse nomine che stiamo cercando in questo momento, anche qui faticosamente perché con gli alleati è sempre un esercizio di grande pazienza, ma quelle stesse nomine che stiamo iniziando appunto a scavare, e per noi se ne sta occupando Alberto con una perizia, ovviamente una dedizione, da la parola che uno normalmente dovrebbe usare è secchione, ma tanto so che si offende, quindi non diciamo secchione, ma diciamo più metodico di me, ecco, rispetto per degli obiettivi a lungo termine. Stiamo cercando insomma di fare qualcosa. Bene, all'interno di questa finestra di opportunità che ci può consentire, se le cose vanno bene come pensiamo, di iniziare a intaccare, inutile fare le robe roboanti, diciamo intaccare un sistema di potere che dura in Italia veramente da decenni e che è la causa della situazione attuale e anche della sottomissione all'Europa per chi, diciamo così, è affezionato a certe nostre battaglie, a certi nostri temi. Insomma, la sottomissione all'Europa deriva dalla predominanza del Partito Democratico, che, come ben sapete, ha deciso di subappaltare la vittoria politica che sapeva che non gli sarebbe arrisa, o quantomeno non gli arriva da tempo, con un potere difficilmente scalfibile e superiore. E il fatto che appunto siamo lì, no? Vediamo l'inizio del lavoro è complicato, dovrebbe suggerire a qualcuno che le beghe locali non vanno bene. Ma non è che non vanno bene perché pensi che non ci sia il motivo. Io giuro, nel dettaglio non lo so perché vanno a litigare a Massa. Non lo so, non so perché vanno a litigare a Pietrasanta, perché lui voleva l'assessore, poi allora non gliel'ha dato e quindi io non mi faccio trattare così. No, ne ho viste a Como, ne ho viste di queste storie qua, no? Quindi io non sto veramente lì a disquisire se avesse ragione uno o se avesse ragione quell'altro, ma un minimo di logica vorrebbe che in questo momento chi non capisce l'importanza della situazione e che quindi mette sul piatto d'argento davanti al nemico in rotta delle possibilità di fuga o delle possibilità di venirne fuori bene, perché sapete benissimo che nel momento stesso in cui il PD dovesse rivincere tanti comuni, a quel punto il sistema riprende coraggio, dice ma allora ce la posso fare, ma allora forse questi resistiamo strenuamente, quindi la nostra, magari questi passano, vanno, no? E così via, quindi la nostra attività giornaliera diventa più difficile, per cui chi non capisce questa situazione, non capisce che mettere l'ideale nazionale, l'ideale di dove stiamo in questo momento portando il paese, che è quello che rimarrà nel libro di storia, rispetto all'assessore, al consigliere, allo sgarbo, ma lui mi ha guardato male, ma lui non mi ha chiamato, ma lui non mi ha detto, del singolo comune, è una scemenza. Per cui io mi auguro
che diciamo degli esperimenti di rottura del centrodestra, da chi è addebitata questa possibile rottura, non diano un esito positivo. Ecco, vorrei che gli elettori facciano capire molto bene che è il caso di rimanere uniti, di portare avanti il lavoro. Questo lavoro, e quindi insomma il messaggio mi sembra abbastanza chiaro, ecco, a massa votate la Lega, Pietrasanta votate la Lega, e a Siena siamo tutti uniti, votate il centrodestra, in questo caso no. Se votate anche la Lega sono più contento, ma in ogni caso avete un centrodestra da votare. Ok? Quindi, sì, se ci avessimo localmente persone di valore come il mitico Guzman, sì, senza dubbio. Gusmeroli è stato un grande sindaco e quindi averceli così sarebbe una bellissima cosa. Ricordo che io ho invitato nostri della community a candidarsi, ho anche invitato altre persone a farlo, e la maggior parte delle persone più, diciamo, che mi hanno ascoltato subito, li abbiamo... sono candidate, quindi chi è candidato a Massa lo sapete, a Pescia lo sapete, e così via. Quindi le persone siamo noi, cioè, nel senso, non è che se ci fossero questi geni è inutile continuare ogni volta ad aspettare che arrivi qualcuno. Mettiamoci in gioco. Fare il consigliere comunale si può fare conservando tutti o qualsiasi tipo di lavoro si faccia. Per cui insomma è un bel inizio, ecco, mettiamola così. Secondo me sarebbe opportuno, è un fate qualcosa e arriva molto più facilmente rispetto al famo il partitino, perché io voglio immaginare il famo il partitino che per caso riuscisse a fare un consigliere a Frattamaggiore, verrebbe spacciato con un enorme successo all'inizio del combattimento, così, poi ce l'avete qua. Avete la possibilità di essere candidati in Lega nel vostro comune all'inizio della scala. Io ho fatto consigliere comunale, consigliere regionale, prima, perché qualcuno forse se lo dimentica, ho fatto consigliere comunale, consigliere regionale prima di fare il parlamentare, no? Ed è una cosa che nel nostro partito viene consigliata, ma la consiglio anch'io. Per essere un buon parlamentare è molto meglio sapere come funzionano, diciamo così, i livelli locali. L'unico che non ha fatto questa trafila è Alberto, ma Alberto ne ha fatte altre di trafile, diciamo, no? Diciamo che si è imposto nel dibattito, però anche per imporsi nel dibattito bisogna essere bravi. Quindi ricordate le elezioni prossimo weekend. Altra cosa, invece, passando al numero di cose che devo ricordarvi, che devo dirvi. Gli stipendi. Ora, chi ha seguito direttamente, è l'unico modo perché non abbiamo fatto streaming, le nostre conferenze che chiamavo Politiche per un mondo nuovo, sapeva che una delle questioni su cui noi si aveva iniziato a accendere un riflettore è la questione degli stipendi. La questione degli stipendi perché? Perché in un partito come la Lega, molto orientato alla tutela del lavoratore autonomo, alla tutela dell'ambulante, alla tutela del balneare, alla tutela del negoziante, no? E così via, del tassista o in generale del lavoratore autonomo, tante volte uno può avere il sospetto che la categoria dei lavoratori dipendenti non fosse quella particolarmente attenzionata. Ora,
io poi da lavoratore dipendente, diciamo così, per una vita, seppur qualificato, però ho iniziato come fattorino, diciamo che è una questione che ho particolarmente a cuore. Però il motivo era abbastanza evidente, cioè quelle categorie erano sotto attacco diretto dal sistema del PD, cioè il sistema del PD che punta a sostituire chiunque, qualsiasi persona autonoma, qualsiasi persona che non può essere inquadrata, che non può essere costretta, che non può essere sostituita, con un sistema invece dove delle mega cooperative, o scegliete voi cosa possono essere queste conglomerati che a loro piacciono tanto, dove tu diventi un numero e quindi sei sostituibile dall'immigrato. Capite bene che in questo scenario, che ovviamente è quello ideale, no, per la Schlein e tanto loro che gli frega stanno nell'attico, insomma, chi sta nella piramide l'ideale è avere gli schiavi, no, da frustare, quindi è evidente che l'intento di base fosse quello e piaceva a tutti, insomma, quelli di quel tipo lì, no? Al conte Gentiloni Silveri, no? Cioè, immaginate i suoi problemi. Sapete che ovviamente, essendo sotto attacco così diretto, era evidente che noi dovessimo metterci in particolar modo a tutela di queste categorie. Adesso che l'attacco c'è sempre dal punto di vista europeo, ma non è più così pressante dal punto di vista nazionale, perché ci siamo noi, non abbiamo nessuna intenzione ovviamente ideologica di fare del male all'ambulante, al balneare, al tassista, no? O cose di questo tipo. È evidente che è opportuno andare a cercare dove ci sono delle situazioni che stanno diventando di forte disagio. Dal mio punto di vista, le situazioni che stanno diventando di forte disagio si vanno a trovare per effetto dell'inflazione sul lavoro dipendente, perché se l'anno scorso c'è stato l'8% di inflazione e quest'anno si pensa che si chiuderà con il 5 o il 4, capite bene che si sta arrivando per tante categorie che non hanno avuto un rinnovo di contratto similare a un taglio reale importante. Ora, se abbiamo un lavoratore che guadagna 1.500 euro al mese, capite che il 10%, no, mettendo assieme grosso modo l'inflazione dell'anno scorso e l'attuale, sono 150 euro. Quindi la situazione corretta, diciamo così, no, per riuscire a tutelare lo stipendio di questa categoria di persone dovrebbe essere un aumento di 150 euro, no, circa. Beh, non tutto 150 euro, e qui arriviamo anche alla solita protesta di alcuni pensionati che ancora non hanno digerito la mancata indicizzazione di alcune voci. Non tutti i 150 euro, ma con l'ultimo decreto sul cuneo fiscale una buona parte di questi 150 euro possono essere recuperati. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Curiosamente la sinistra si oppone, non c'erano quando c'era l'articolo 18, non c'erano quando c'era la Fornero, no? Stiamo dando ai lavoratori un qualcosa che in teoria dovrebbero dare i datori di lavoro, in primis, perché l'adeguamento dell'inflazione in primis dovrebbe spettare al datore di lavoro. Posso capire che il datore di lavoro anche lui dice che è in difficoltà e così via, e va bene, arriva lo Stato e contribuisce. Diciamo che per gli stipendi fino a 25.000 euro ci saranno
circa 100 euro lordi in busta, no? Che fra i diversi livelli di cuneo fiscale. Non è tutto, no, non è tutto, stiamo regalando qualcosa, no, non stiamo regalando niente, però si sta intervenendo anche sul privato, no? Quindi con diciamo quei soldi che c'erano, no? Dal punto di vista del nuovo scostamento di bilancio, quello famigerato, dove alla fine mancarono i voti e quindi bisognava rivotare e similari, tutte lì. Ecco, il fatto che le risorse che si liberano vadano tutte lì è forse qualcuno non lo capisce, ma è un grosso successo della nostra iniziativa politica, cioè il fatto di riuscire a creare consapevolezza che il punto fondamentale in questo momento dove si annida il disagio può essere il lavoratore dipendente e che quindi tutte le risorse al momento disponibili, no, vengano allocate lì, insomma, significa aver fatto politica, significa aver spiegato una tesi, significa che questa tesi viene accolta e che poi dopo viene posta in esecuzione. Poi quello che fa la sinistra ce ne freghiamo, ma di base l'intento è quello. Per cui, insomma, ecco, le pensioni, quantomeno per le pensioni, anche qui quelle basse fino a 5 volte il minimo, hanno recuperato in pieno l'inflazione, come è giusto che sia, gli altri hanno recuperato tutti qualcosa, anche quelli che hanno delle mega pensioni non coperte da contributi, e quindi uno potrebbe dire che è ingiusto, ma in ogni caso qualcosa tutti abbiamo dato. Non sufficiente per le pensioni alte a recuperare tutta l'inflazione, però anche lì ricordate all'epoca non è che poi nessuno ha preso niente, cioè parte di quei 10 miliardi non sono andati, come uno dice, alle armi all'Ucraina o cose di questo tipo, quei 10 miliardi in meno rispetto a tanti miliardi in più, perché su questa roba si continua a fare disinformazione. Le pensioni hanno tanti miliardi in più rispetto a, adesso non mi ricordo quant'è la montare, ma credo che sia 40 e qualcosa miliardi, 40-50 miliardi in più che vengono messe sulle pensioni per la crescita, rispetto alla rivalutazione piena, che erano circa appunto 50 miliardi, diventano 40. Ok, sono 10 miliardi in meno, ma tutti hanno qualcosa. L'idea è continuare su questo tasto. Bisogna in qualche maniera continuare a cercare di ottenere la difesa dall'inflazione dei salari e delle pensioni, perché sono minacciati dall'inflazione e sono minacciati, e qui arriviamo al terzo punto della discussione, dei punti che voglio fare, sono minacciati anche dai mutui. Anche qui, solito discorso. Io non ce l'ho e io ho fatto il tasso fisso, chi se ne frega, e cose di questo tipo. Sì, ma c'è della gente che in buona fede, senza essere dei geni della finanza, ha fatto dei mutui a tasso variabile e adesso si trova un mutuo che magari era di 500 euro, adesso è di 700. Non è una situazione semplice. Se uno nel frattempo ha avuto un aumento di stipendio, è cresciuto e così via, va bene. Ma per molti sta diventando un problema, e diventa un problema anche per me legislatore riuscire a venirgli incontro, perché questa è una loro scelta. Non è come gli obbligazionisti truffati che sono stati fregati da una legge dello Stato o similari. Questo è uno che poteva scegliere fra il tasso fisso e il tasso variabile, liberamente ha scelto il tasso variabile perché riteneva che fosse più conveniente, e voi capite che non è possibile, o quantomeno è molto complicato per lo Stato dire che uno prende sempre il tasso più conveniente, quindi fra quello fisso e variabile, e se per caso il variabile diventa più caro di quello fisso perché è andata male, allora arriva lo Stato ti copre, allora tutti prenderebbero il tasso variabile, no? Capite? Quindi quando c'è un qualcosa che è effetto di una scelta è abbastanza difficile per lo Stato intervenire. Però io, ed è questo, farò una proposta che farò alle banche,
perché mi sembra logico. Si potrebbe far sì che lo Stato in qualche maniera aiutasse le banche, ma sarebbe meglio se lo facessero da solo, convertire senza spese mutui del genere in mutui a rata fissa. Certo, se uno vuole tenerlo così va bene, ma credo che sia meglio in questo momento per una famiglia continuare a avere la rata a 500 euro invece che a 800, e magari invece di pagarne per i prossimi 10 anni, pagarlo per i prossimi 11. No? Cioè, se io trasformo una rata variabile a rata fissa, non a tasso fisso, quello non so neanche se lo consiglierei, a rata fissa, allora in quel momento ritorno a pagare la rata che pagavo prima, semplicemente gli interessi aggiuntivi vanno a aumentarmi il numero delle rate che magari pagherò fra 20 anni, fra 30 anni, così di questo tipo. Non si regala niente a nessuno, ma almeno si evita delle situazioni che potrebbero diventare complicate e non utili per tanto. Ricordo appunto, come mi suggerisce qualcuno, che su questa cosa quanto fiato abbiamo sprecato. Ma vi ricordate quando c'era lo spread e la gente diceva ah oddio c'è lo spread, discorso che valeva anche nell'ipotesi di uscita dall'euro, vi ricordate? Ah, se si esce dall'euro salgono i mutui, no? C'è lo spread, ecco, cosa pagheranno in più le famiglie, cosa pagano i mutui? Niente, perché i mutui non erano indicizzati allo spread, i mutui sono indicizzati, come vedete, al tasso della Banca Centrale Europea, per cui se lo spread andava a 300 perché c'era Borghi Brutto, no, che faceva salire lo spread, quelli che scrivevano a giornali unificati che io avrei aumentato i mutui, se volete vi faccio una rassegna stampa, sono dei coglioni. Ok? Ci siamo? O tu giornalistucolo, che in passato hai scritto degli articoli dicendo che io facevo aumentare i mutui, sei un pirla. I mutui aumentano se la banca centrale fa salire il tasso di interesse, anche se lo fa salire per motivi stupidi come l'attuale. Purtroppo però la stupidità della banca centrale è una delle cose che uno deve valutare insieme al rischio di stipulare un mutuo a tasso variabile. Ok? Quindi vedremo appunto come fare per cercare di venire incontro ai cittadini, perché secondo me aumenti di stipendi sono una cosa, rivalutazione delle pensioni è un'altra cosa, rinnovo dei contratti anche da parte della pubblica amministrazione, fatto quello degli insegnanti, altri sono in opera, altra cosa fondamentale, anche perché un aumento dato a un dipendente pubblico, tenuto presente che tassato, ha gli effetti pratici è la metà, cioè perché lo Stato se li riprende subito con la tassazione, quindi costano anche di meno. Quindi rinnovo dei contratti e intervento per quanto possibile sui mutui. Dall'altra parte ci sono stati, per esempio, i risultati a proposito di Banca Intesa che sono stati particolarmente buoni, e Banca Intesa ricorda nei suoi risultati che a tutti i dipendenti ha dato 1.000 euro di gratifica. 1.000 euro sono quasi 100 al mese, ecco, mettiamola così. Bene. Fate uno sforzo anche voi, datori di lavoro. È il momento giusto per dare qualcosa ai vostri dipendenti. Magari non ve lo fanno capire, magari non lo dicono perché sono abituati a condividere con voi gioie e dolori, perché in 2 anni, quando voi non avete incassato niente perché c'era il lockdown, vi sono rimasti fedeli, quindi capivano che in quel momento era più un problema vostro che un problema loro. Ecco, in questo momento è un problema loro, quindi
se possibile, se avete dei dipendenti, dategli un aumento. Poi tu dici facile, tu, insomma, non so, io ho una domestica, gliel'ho dato, ecco l'aumento. Quello che posso fare, insomma. Per cui concentriamoci su questo, ecco, diciamo così, perché c'è della gente oggettivamente che è in difficoltà. E detassiamo è quello che abbiamo fatto, cioè il decreto lavoro porta quei 100 euro in più proprio grazie in pratica a una defiscalizzazione. Ultima cosa, così poi chiudiamo in bellezza. Le sanzioni alla Russia, cioè ogni volta che si parla di questo argomento arrivano frotte di teste di cazzo, no? Che cominciano, filo russo, putiniano, pagato da Putin, i rubli. Allora, intanto l'inchiesta sui rubli è andata a finire in nulla e così almeno chiudiamo anche quella, perché poi man mano saranno tutte così. Pagine dei rubli di Mosca, il Metropol, il petrolio, così tipo, nulla. Quindi posso tranquillamente parlare, non perché mi paga Putin, che non ne ho bisogno, non me ne frega niente. Sarebbe stato molto più probabile andare a battere cassa da un produttore di vaccini dicendo guarda io non vi rompo più i coglioni se per caso il mio conto è quello lì, ecco, cioè se avessi voluto avere dei vantaggi economici io personalmente, quindi non mi paga nessuno. In particolar modo, come ben sapete, non mi paga chi non mi ha votato, ecco, mettiamola così, mi pagate voi. E per me è più che sufficiente perché tanto, ripeto, non ne avevo bisogno prima, quindi mi va benissimo, insomma, quello che mi pagate voi va più che bene, voi miei elettori, intendo, in particolar modo i toscani. Ma per chi mi segue e chi mi sta ascoltando a Scuola di Magia, perché questo intervento sicuramente domani verrà dato dal buon Giulio direttore Cainarca su Radio Libertà. Ma lo sapete che all'inizio, quando si è cominciato a parlare di sanzioni, io vi avevo subito detto che come erano congegnate non sarebbero servite? Perché, come vi ho detto 1000 volte, se noi importiamo il gas e il petrolio dalla Russia e esportiamo i nostri prodotti e le sanzioni sono incredibilmente fatte sul commercio bilaterale ma non sull'importo di gas perché ci serve, stiamo facendo delle sanzioni a noi e non a loro. Per cui che gli facciamo? Anzi, così come le vecchie sanzioni, sono delle sanzioni che ci danneggiano sul periodo lunghissimo, perché è ovvio che una cosa che la Russia magari avrebbe voluto comprare da noi, ma non gliela vendiamo più, oltre a danneggiare la nostra fabbrica, il nostro imprenditore, il nostro commerciante che porta là o portava là dei prodotti, a un certo punto loro cominciano a pensare di farseli in casa. Cominciano a pensare di farseli in casa e tu hai perso un cliente. Per cui io non sto dicendo putiniano, così, questo tipo, io evidenzio semplicemente, sono veritaiano, io evidenzio le cazzate quando le sento. E quindi quando sentivo, ma queste sanzioni vi schiacceranno in poco tempo, così questo tipo, mi viene da ridere. Volevi schiacciare in poco tempo la Russia? Bene, ti facevi la doccia fredda, a me non avrebbe creato nessun problema. Riscaldamento azzerato, aumento coperte, c'ho il cane che tiene caldo. La doccia da far fredda, ma chi cazzo se ne frega, la faccio fredda. A quel punto, se volevi fare i veri uomini, tu staccavi il tuo benedetto gas dalla Russia e non gli versavi più un euro. Avrebbe fatto male alla Russia tantissimo, tantissimo.
non dargli il denaro, i miliardi che gli diamo in cambio del gas che tirano fuori dal terreno, lo tirano fuori dal terreno, sai che faticano e prendono miliardi con cui possono comprare missili, armi, qualsiasi cosa. Bene, chiudevi il rubinetto e pace, no? No, invece il rubinetto aperto. Anzi, riempiamo le scorte, no? Perché così facendo succhia il gas, no? Riempiamo le scorte perché così facendo, nel caso loro vogliono chiudere il gas, noi siamo preparati. Loro non sono mica matti, sono russi, non sono scemi, no? E quindi cosa fa loro? Rubinetto tranquillo. Vuoi comprare il gas? Eccolo lì. E dall'altra parte però non gli facciamo vendere i prodotti che poi oltretutto magari triangoliamo da Dubai o similari, perché mentre qua vengono le pagliacciate del turista russo che non può comprare la borsetta, no? Poi la stessa borsetta la compra a Dubai, quindi immaginate chi si farà male, ecco, con questo giro. Insomma, va bene, no? Però vedete, cioè, quando si dicevano queste cose, c'erano due categorie. Borghi che vi diceva queste cose era il putiniano, leghista, pagato da Putin, filo russo. D'altra parte c'era una marea, una legione, andatevelo a prendere, di giornalisti, fenomeni, economisti, pseudoeconomisti e così televisivi, ospiti del talk show, no? Le sanzioni funzionano, hanno pochi giorni, combattono con le pale invece delle munizioni, il collasso è vicino. Draghi diceva, no, le sanzioni funzionano, con quella faccia assertiva solita, no? Le sanzioni funzionano tantissimo e quest'estate sarà il momento più forte delle sanzioni. Peccato che l'estate scorsa. E oggi tutti a stupirsi perché dalle previsioni del Fondo Monetario Internazionale viene fuori che la Russia l'anno prossimo cresce di più della Germania. E Borghi che lo riprende l'articolo perché era scritto e quindi dice ecco, forse vale la pena di ricordare che l'anno scorso non c'è stato il meno 20 che come economia in Russia che alcuni fenomeni prevedevano e quest'anno pur parlando di numeri piccoli perché non è che andiamo a confrontarci con dei geni, però in ogni caso fanno meglio della Germania o addirittura della Gran Bretagna che aveva fatto meglio invece l'anno scorso. Insomma, cioè io che vi dicevo che era una scemenza quelle cose che dicevano, no? Cioè vale a dire il collasso, ancora pochi giorni e cose di questo tipo, non ero un putiniano, ma era uno che vi diceva la verità. Poi, signori, se non bisogna dire la verità, no? E a quel punto tutti dobbiamo fare la nostra parte di propaganda, va benissimo, smettino in testa, sono spacciati, hanno finito le munizioni, così. Ma io non lo so come va a finire la guerra, magari si arrendono domani, non sono un analista militare, no? Fra 40 anni le sanzioni succede qualcosa all'interno della loro economia e in qualche maniera vanno ma sì, cioè, anch'io magari muoio domani o magari muoio di vecchiaia. Al momento c'era uno che aveva detto che quella roba lì delle sanzioni che avrebbero messo in ginocchio la Russia era una puttanata, ed ero io, e c'era una pletora di fenomeni, no, che invece dicevano che in pochi mesi sarebbe stato in ginocchio al collasso. Ecco, quegli stessi sono ancora lì con la faccia arrogante, no, di quelli che in fondo l'avevano sempre detto. E in questo si aggiunge a numerose altre cose, ma a me cambia niente. Io prendo e ogni volta che vedo una cretinata ve la riferisco. E purtroppo si accende la televisione e spesso le cretinate debordano, dilagano, invadono, ti riempiono il salotto, aumentano, sale il livello delle cretinate che escono da quella scatola rettangolare. Parte del lavoro ovviamente sarà anche quello.
Adesso l'amministratore delegato della RAI si è dimesso, messo da Draghi. Prima c'era il delirio del 5 Stelle che vi raccontavano la qualunque. Vediamo se in qualche maniera, non vi dico che deve arrivare l'Istituto Luce, perché è una stupidata, non vi dico che deve arrivare la Gazzetta della Padania, basterebbe iniziare a non dire cretinate. Sarebbe un vantaggio e un passo avanti enorme. Vi ringrazio e vi tengo aggiornato su quello che, come sempre, che viene fatto. Avete ascoltato Scuola di Magia.